Maria Paola Bonedo, Presidente Provinciale dell'ENPA di Nuoro, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Nei giorni scorsi, in qualità di consigliera nazionale dell'ENPA, lei ha partecipato all'attività del Consiglio nazionale che ha lavorato per predisporre le modifiche dello Statuto dell'ENPA per adeguarlo al nuovo codice del terzo settore. Quali gli interventi che sono stati decisi? La bozza dello Statuto presenta un oggetto sociale ampliato e aggiornato, soprattutto in linea con tutte quelle che sono le attività istituzionali dell'ENPA, quali per esempio anche le missioni all'estero e quelle attività che vengono svolte anche in teatri di crisi, quali per esempio terremoti, calamità naturali, eccetera. L'oggetto sociale è orientato a un tema principale che è quello dell'universalità delle mission dell'ENPA, quindi non soltanto un'ENPA che si occupa di animali, ma anche particolare attenzione all'ambiente in cui gli animali vivono. Quindi questo è necessario perché occorre porre in essere una serie di attività per educare tutti quei comportamenti quotidiani dell'uomo, per creare anche delle opportunità che possano dare maggiore tutela all'ambiente in cui vivono gli animali.